Bene, allora riprendiamo rispondendo ad alcune domande, un paio di domande che nel frattempo sono arrivate dalle varie sedi, da Treviso, e appunto scrivono che le corsiste di Treviso hanno condiviso le numerose esperienze che già effettuano in classe e si parla dell'uso della rubrica, quindi in consonanza con quello che ci è stato riferito prima dalla collega veneziana. Io ovviamente apprezzo molto queste iniziative e insomma non le ho tenute presenti, qui si vede, pago diciamo la mia distanza dal mondo della scuola, non ci ho pensato effettivamente a questo tipo di iniziative che però sicuramente sono meritorie, sono importanti, perché è importante effettivamente che la consultazione non sia passiva, ma anche diciamo il vocabolario è uno degli strumenti di arricchimento del lessico, ma è chiaro che forse lo strumento principale deve essere quello di attingere individualmente al lessico attraverso i testi e poi diciamo, parlandone insieme a lezione, insieme al docente, arrivare anche semplicemente a intuire prima di tutto il significato e quindi qual è l'uso, poi la definizione potrà arrivare in un secondo momento. Quindi il vocabolario non sostituisce affatto le rubriche e insomma benissimo farle. Si dice che le attività sul vocabolario sono ben radicate nella didattica quotidiana e la cosa non può di nuovo che farmi piacere. Temevo che le cose fossero diverse anche da alcuni feedback che avevo avuto, se non sbaglio proprio da Treviso l'anno scorso, dove a un certo punto, parlando di un esercizio che richiedeva l'uso del vocabolario, mi si diceva ma i ragazzi ormai il vocabolario non sanno più neanche che cos'è, ed è stato uno degli spunti per fare il corso sul lessico, quindi la realtà è più sfaccettata e meglio così. Il dizionario dei sinonimi è spesso vietato dalle insegnanti stesse per evitarne un uso scorretto. Sì, bisogna capire che cosa vuol dire vietare, cioè nel senso io non vieterei nulla se non sanzionerei i risultati, cioè potete attingere a qualsiasi risorsa, però poi dovete essere consapevoli che sono risorse pericolose spesso, questo direi. Quindi, però insomma posso anche capire se si sconsiglia l'uso del dizionario dei sinonimi semplicemente appunto per cercare la variazio senza padroneggiare il lessico, perché quello è il problema grosso. Un conto è un suggerimento, sì, una parola rispetto ad un'altra, lì dove appunto nel contesto si equivalgano, ma se non si padroneggia bene quella parola, effettivamente forse è bene cercare le risorse nella propria competenza, magari usare una parola che non è proprio quella più adatta, quindi c'è uno scarto ma soltanto di registro e non semantico, rispetto a usare una parola che invece vuol dire tutt'altra cosa. Però questo ovviamente lo potrà valutare soltanto l'insegnante. Una provocazione riguarda l'uso soltanto del dizionario online. Si ritiene imprescindibile la consultazione del vocabolario cartaceo. Ecco, io non volevo assolutamente dire che non bisognasse usare il vocabolario cartaceo, però questo sì, mi sento di dirlo, credo che non si possa prescindere, il contrario, non si possa prescindere oggi come oggi dal dizionario online. Cioè noi dobbiamo sapere che nel momento in cui noi diciamo il dizionario cartaceo, lo Zingarelli o quello che è, si usa così e lo facciamo vedere in classe, poi i ragazzi vanno a casa, questo posso dirlo con sicurezza perché è la stessa cosa che succede con gli universitari, vanno a casa e attingono alle risorse online, perché non hanno lo strumento a casa, perché la biblioteca è troppo lontana, è troppo impegnativo andare, per cui noi regolarmente indichiamo all'università per tesi fonti bibliografiche tradizionali cartacee e regolarmente ci troviamo frammenti di voci del dizionario biografico Treccani quando va bene, voci di Wikipedia quando va male all'interno delle tesi. Allora, secondo me, dir loro che devono usare soltanto il cartaceo potrebbe essere controproducente in quanto incomprensibile, nel senso che se l'informazione in rete è attendibile non c'è nessun motivo per non usarla, e così se il vocabolario è di qualità ed è in rete può essere più comodo rispetto al vocabolario cartaceo che uno non ha. La cosa importante, e per questo ho basato tutta la lezione sul vocabolario online, è che però si sappia quali sono le fonti di qualità.
perché se no nel mare magnum della rete, come sapete, c'è una eccessiva, se vogliamo, democrazia, per cui tutto è uguale e Wikipedia sta a Treccani e alla Oxford Encyclopedia, diciamo, tutto si confonde. Ecco, questo direi. Per quel che riguarda l'altra domanda, penso di ricordarla, ma era Belluno, giusto? Ecco. Mi si dice anche quando eravamo a scuola, noi non era naturale l'uso del vocabolario, ma sì, però diciamo, secondo me fino a un certo punto, nel senso sì, okay, non credo che nessuno sia mai ricorso spontaneamente al vocabolario prima almeno di una certa età, di una certa maturità. Nessuno magari a 11 anni, 12 anni dice non conosco questa parola, voglio proprio vedere che cosa significa. No, basta, la passo, cerco di vedere se dalle altre parole del testo riesco comunque a capirla, oppure spesso e volentieri, no, le antologie danno loro comunque già un sinonimo, insomma, per permettere una definizione, per permettere di comprendere il testo. Questo sì, cioè se vuol dire non era naturale, sono d'accordo su questo, cioè diciamo, è un'operazione che va insegnata in quanto non è mai spontanea. Però secondo me c'era una consapevolezza diversa, cioè io sapevo che usare il vocabolario era una cosa importante, sapevo che a casa era importante avere un vocabolario, i miei mi avevano trasmesso diciamo questa cosa, se non sbaglio forse mi è stato anche regalato una volta un vocabolario, nel senso ormai diventi grande, allora dobbiamo comprarti il vocabolario. Da quel che mi sembra di vedere non è più così, cioè il vocabolario non è più percepito come uno strumento fondamentale per la formazione dell'alunno, semmai a un certo punto ti devo comprare un tablet o un computer, ma si capisce anche perché, non per forza è un dato negativo, cioè oggi come oggi arrivare a un certo grado di istruzione senza avere l'accesso in rete è fondamentalmente pregiudicare, no, la carriera futura dell'allievo. Magari c'è chi compra tanto il tablet o il computer quanto il vocabolario e allora lì ovviamente siamo all'optimum, però in generale secondo me cioè, intendevo dire questo quando dicevo non è più tanto naturale, nel senso che non è più uno strumento così centrale come lo era prima per le trasformazioni che abbiamo detto. Appunto si dice non è che la scuola abbia trascurato quindi un buco con cui è necessario fare i conti come obiettivo anche forzato. Sì, certo, lo scopo di questa lezione era proprio quello di invitare a tenere delle lezioni, delle unità didattiche sull'uso del vocabolario del dizionario. Però la scuola che cosa deve fare? Le indicazioni nazionali, vi ho fatto vedere, sono molto simili ai programmi di primo Novecento per quel che riguarda l'uso del vocabolario, quindi sono in tutto e per tutto manzoniane in questo, cioè l'uso del vocabolario è fondamentale insieme all'uso alla conoscenza della grammatica, all'acquisizione del lessico in genere. Secondo me qua c'è un problema che riguarda la società più che riguardare diciamo, la scuola, e forzare troppo la mano, certamente si può dire che è importante, ma forzare troppo la mano potrebbe voler dire provocare una reazione contraria, perché se lo strumento è avvertito come inutile e se a scuola si dice no, è utile e non si spiega perché, poi questo genere porta a uno scollamento molto forte tra la percezione degli allievi e i programmi scolastici, e questo è sempre un problema. Quindi inviterei alla prudenza, diciamo, ad aprire alla possibilità anche di nuove strade rispetto all'insegnamento tradizionale che abbiamo avuto noi, diciamo, con il vocabolario, però non sacrificare per forza lo strumento tradizionale. Ecco. A questo punto passerei... però volevo fare un po' di restituzione. No, vediamolo un attimo se si può, però... Sì. Lavorando alla ricerca di neologismi del linguaggio giovanile ci siamo imbattuti in 3 termini nuovi: noob, heavy, incarriabili. Soprattutto l'ultimo ci incuriosisce. Io non vorrei che mi abbiate preso per una sorta di grande gergologo, nel senso che io sono come voi, anzi l'ho dovuti cercare in rete. Noob, posso rispondere la stessa cosa di nubbo, nabbo, è una di queste forme, quindi è l'imbranata ai videogiochi, diciamo, questo sì. Heavy, in che senso? Cioè pesante, ok, no? Ai tempi miei era heavy metal, ma insomma adesso non credo che sia quello che si intenda, quindi bisognerebbe vedere in che contesto. Incarriabili,
così non l'ho mai sentito, a meno che allora, non sia da carry, e dunque portare, ma vorrei vedere in che contesti. Se volete faccio una ricerchina, se non l'avete già fatta a Vicenza, e provo a vedere se riesco a capire in che contesti vengano usati. Quindi grazie per il suggerimento, però al momento, diciamo, a parte Noob, sì, è la stessa cosa di Nabbo, il resto bisogna controllarlo. Allora, il laboratorio. Sì, volevo partire. Ecco, questi sono. Sì, però ecco, Vicenza, però forse ecco, questi li vediamo dopo. Allora, la prima parte, il primo esercizio, vabbè, molto semplice, celibe, ovviamente, e sostantivo maschile, dunque aggettivo, ag. Chi non ha preso non sposato di uomo, moglie. Era qua la difficoltà del costruire l'esercizio, se volete proporre poi un close, provare a farle voi, è quello di andare su termini che non siano del lessico fondamentale, ma che abbiano dei referenti molto ben precisi, dei designata molto ben precisi, perché se no si rischia una vaghezza eccessiva e anche che l'allievo non sappia ben capire quale parola serva. Qua è chiaro, di fronte a chi non ha preso non sposato di uomo non può che essere moglie. Latrare, verbo intransitivo, abbaiare con forza e con rabbia, detto del cane. Anche qua piuttosto semplice. Agonia, sostantivo femminile, il periodo che precede la morte. E qua come ci può arrivare lo studente? Ci arriva attraverso affievolimento delle funzioni vitali, quindi ci arriva all'interno della definizione. Fetido, aggettivo, che emana cattivo, questo è abbastanza facile, puzzolente, dunque che emana cattivo odore, se è puzzolente non può che emanare cattivo odore. Umettare, verbo transitivo, e qua anche se non conoscono il verbo se lo possono ricavare dagli esempi, la strategia è questa, quindi se si dice umettare le labbra, umettare i francobolli, umettarsi le dita, vuol dire che c'è un secondo argomento oltre al soggetto che è l'oggetto. E bagnare leggermente con acqua, oppure umidificare leggermente con acqua, ma meglio bagnare forse, o altri liquidi inumidire. Contestualmente avverbio, derivato di contestuale, nello stesso tempo, nello stesso momento, nello stesso istante, qua si possono scegliere, ma chiaramente ci vuole una parola che indichi un breve lasso di tempo. Antipiretico, io qua ve l'ho messo soltanto come sostantivo, in realtà è aggettivo e sostantivo maschile. Medicinale, farmaco, medicina, possono vari sinonimi comunque di questo vuol dire, che serve a combattere la febbre. Estinguere, verbo transitivo, spegnere, smorzare, e qua bisognava integrare gli esempi. Si adopera comunemente solo riferita a determinati sostantivi, quali, evidentemente se vuol dire spegnere e smorzare bisognerebbe capire, ma estinguere non è una parola poi così rara, per cui probabilmente una competenza passiva ce l'hanno, estinguere il fuoco, estinguere un incendio, estinguere le fiamme, anche estinguere il debito, ma in quel caso però bisogna metterci un figurato, perché devono capire che spegnere, smorzare, vuol dire siamo... Ecco. Come intransitivo pronominale, estinguersi, spegnersi, l'incendio si è estinto da sé. Qua la furbizia vorrebbe essere anche quella di non fermarsi semplicemente alla parte vuota, bianca, mancante, ma andare a recuperare le informazioni subito dopo nella voce. Se si può dire l'incendio si estingue, si può dire anche estinguere l'incendio, perché se si può fare il passivo, scusate, il riflessivo in questo caso, ma insomma è stato estinto. In biologia, con riferimento a specie animali o vegetali, oltre che a gruppi umani, non essere più in vita. Quindi scomparire dalla terra, e questo credo che lo conoscano, perché un conto è estinguere l'incendio che magari non è proprio dell'uso, si userebbero diciamo il termine più neutro che è spegnere, quello più comune, però l'estinzione dei dinosauri eccetera, queste sono cose di cui si parla, no? A scuola, già li conosco. Bene, questo era il primo esercizio del close. In natura, sì, non sono più in natura, sì. Sì, diciamo, effettivamente può andare. Allora, il 2, cerco di vedere un attimo qua da un esempio concreto, ma non riesco ad arrivare... Ah, ecco. Allora, assumere...
Ah, qui hanno messo e innalzare, adesso non leggo bene, aspettate. Innalzare nel senso di forse di carica, assumere una carica, quindi innalzare perché non leggo bene, dignità forse, no, essere assunto a più altri livelli. Beh, quello che si chiedeva però effettivamente è più questa cosa, cioè assumere sostanze stupefacenti, di mettere un sostantivo, non una definizione. Quindi però vedo che qui effettivamente poi è stato fatto. Assumere droghe o sostanze stupefacenti, sì, vuol dire ingerire, quindi no, diciamo con qualche... sì. Poi assumere un incarico, un impegno, giusto. Assumere un segretario, un dipendente, benissimo. Assumere un atteggiamento, un tono, e una posizione. Non leggo qua, comunque è chiaramente l'altra accezione, esattamente quella a cui avevo pensato io. Sensibile, che si capisce rimane appena, questa appunto è una definizione, quindi un animo sensibile, benissimo. Capace di sentire, quindi l'occhio sensibile alla luce, sì, è un significato già diverso. In musica la nota, sì, la sensibile, con un unico fatto che però in musica, nella terminologia musicale, questo non è più aggettivo ma è sostantivo. Quindi c'è una transcategorizzazione, per ellissi ovviamente del sostantivo, la nota sensibile, di cui bisogna tenere presente. Cioè, sì, si può parlare di la nota sensibile, ma se non sbaglio nella terminologia musicale si usa la sensibile senza nessun... così come si usa la dominante. Comunque sì, oppure la bilancia sensibile, sì, come strumento, come meccanismo. L'altra cosa che vedo che qui non è stato detto, sensibile come aggettivo per apprezzabile e quindi anche grande o quantomeno non piccolo, cioè un sensibile calo, una sensibile differenza, sensibile aumento, questo poteva essere anche, no? Un'applicazione. Comunque. E dato sensibile, certo, come no. Quindi persona, animo, nel senso che ha a che fare con la sensibilità. Sensibile che invece ha a che fare con i sensi, dunque la realtà sensibile, oppure l'occhio sensibile, volendo questo. Poi sensibile, appunto, poteva essere, cioè, diciamo, notevole, apprezzabile, calo, differenza, aumento, appunto dato sensibile o bilancia sensibile, cioè all'interno di locuzioni già fatte. Poi evasione, fuga, evasione dal carcere. Sì, questo è un significato, va bene, quindi evasione dal carcere può andare bene. Se uno vuole cercare per forza un aggettivo, come può essere un'evasione dal carcere? Quindi un'evasione in senso proprio, spettacolare, può essere rocambolesca, ma questo forse vuol dire chiedere troppo ai ragazzi, può essere riuscita o può essere fallita, questo nel significato proprio dell'evasione. Poi l'evasione fiscale, questa ahimè viene in mente a tutti, nel senso che ne leggiamo appunto, quasi. L'evasione, evadere la pratica, c'è scritto qui, no? Che vedete qua sotto? C'è scritto rispondere, evadere la posta, sì, certo. Questo è più per evadere che per evasione, nel senso che si dice evadere la posta, ma non l'evasione della posta. Però, vabbè, insomma, va bene lo stesso, è una cosa... No, io avevo pensato che evasione poteva essere anche evasione scolastica, come dato, diciamo, se si... e poi evasione, per esempio, mentale, no? L'evasione se si vuole rimanere negli aggettivi, ma si poteva anche evasione dal carcere, evasione dalla routine, evasione fiscale a quel punto e evasione dalla realtà, esatto, quindi sì. Bene. Poi, allora aspettate, fertile, quindi produttivo terreno, sì, campo, territorio, sì, terreno, diciamo, territorio, donna, chiaramente, ingegno, benissimo, e ragionamento fertile, sì, volendo periodo anche, periodo fertile, no? Giorno fertile. Bene.
Poi il dizionario dei sinonimi, vabbè, chiaramente bagnato, rorido, vivido era quello che non andava bene. Questo è molto facile, diciamo, per noi. È complicato per loro perché magari non sanno, ovviamente rorido, vivido non sono parole e non sanno neanche che cosa vuol dire madido, quindi è un bel esercizio, diciamo, di invito a cercare a consultare il dizionario e a saperlo usare. Però qui, diciamo, sì, possiamo dire, è chiaro che invano quello che non va bene è insperabilmente, però pensate alla competenza dei ragazzi, può essere che invano non la conoscono, non lo conoscano, sicuramente non conoscono inanemente e quindi devono comunque andare a vedere che cosa vuol dire. Ammaliare, qua il gioco era sul fatto, sulla somiglianza puramente formale con ammalare, quindi intossicare poteva essere quello l'elemento, diciamo, che ingannava. Incremento, accrescimento, aumento, crescita, sviluppo, chiaramente è superamento quello sbagliato, però effettivamente siccome il significato non è poi così diverso, perché indica sempre un qualcosa di più, però superamento indica andare oltre una soglia, cosa che incremento non ha, questo era un po' più complicato. Udico, qua il gioco era sul fatto che castigato poteva sembrare sinonimo di punitivo, nel senso che castigare e punire lo sono, ma castigato e punitivo non lo sono, e quindi individuare qual era, diciamo, l'intruso. Clamore, etimologicamente sì, è connesso al richiamo, chiamare, però richiamo non c'entra nulla con clamore in realtà, perché è strepito, risonanza, rumore. E traviare, qua la difficoltà era il fatto che per molte di queste parole emulare, depravare, fuorviare probabilmente non sono d'uso comune per i ragazzi, quindi devono andarle tutte a cercare sul vocabolario. Ecco, basta. Allora andiamo all'altro esercizio. Vediamo. Questi sono indietro. Primo che trovo, mi scusi nei poli se non so neanche quello che sto leggendo, però ecco, qua, primo che arrivo. Allora, Dab, questo polo ha rinunciato, quindi prendiamo quello che vedo frenzonare invece è piuttosto diffuso, perché mi sembra che anche qui siamo tra quelli. Verbo transitivo, giusto, bisogna, appunto, sono stato frenzonato, era l'esempio, sono appena stato frenzonato, dunque io frenzono, si frenzona qualcuno o qualcuna. Rapporto di amicizia tra due persone in cui una delle due desidererebbe avere invece una relazione sentimentale con l'altra. Esempio, sperava che la loro amicizia diventasse qualcosa di più, invece è stato frenzonato. Beh, benissimo, sì. Forse sperava che la loro amicizia diventasse qualcosa di più, insomma, bisogna calarsi in una realtà più del parlato, nel senso che è fin troppo, diciamo, sintatticamente voluta una frase del genere per ammettere un frenzonato, no? Nel senso, magari una prima persona avrei messo io, no? Ecco, prego. Sì, microfono. Premetto che non conosco il termine e l'ho visto oggi. Io avevo capito fosse rifiutare la trasformazione di un rapporto amichevole in una relazione sentimentale, cioè noi avevamo scritto così. Sì, allora è vero una cosa, che nella definizione che ho letto adesso si trasforma un verbo in un sostantivo, viene data una definizione che è relativa a un sostantivo. Questa è la definizione di friendzone più che di frenzonare. Cioè, se il verbo è transitivo non può essere il rapporto d'amicizia, ma al limite costringere, diciamo, una persona legata da un rapporto d'amicizia soltanto a quel rapporto invece del rapporto sentimentale a cui quell'altro soggetto ambirebbe, no? Qualcosa, oppure rifiutare un rapporto di tipo... Noi abbiamo visto rifiutare la trasformazione di un rapporto amichevole in una relazione sentimentale, Esatto. mantenendo con decisione univoca l'originaria natura priva di implicazioni affettive e sessuali. Beh, complimenti, però veramente, diciamo, effettivamente arrivare a questo livello per i ragazzi sarebbe no, però è vero, potremmo dire, in una relazione affettiva asimmetrica, come ho trovato da altre parti, effettivamente costringere uno dei soggetti a una relazione di pura amicizia rispetto a una relazione sentimentale o sessuale. Comunque no, è molto bella la definizione, quindi complimenti, non era ironico, assolutamente. Dicevo che... bene, Nabbo, Niubbo, nome, quindi sì, sostantivo maschile, forse secondo le marche che si trovano in genere, la marca grammaticale del vocabolario. Detto di persona inesperta, forse si può togliere il detto di, cioè persona o inesperto, visto che è un aggettivo, soprattutto in ambito informatico. Qua forse era bene specificare nei videogiochi, perché diciamo...
perché è il significato principale. Spoilerare, verbo transitivo, ma non c'è la definizione. Vediamo se la troviamo da qualche altra parte. Eccolo. Spoilerare. Lasciar trapelare per errore o intenzionalmente informazioni di altro interesse per altre persone prima che queste siano di dominio pubblico, rovinando in tal modo il senso di anticipazione attesa rispetto alle stesse. Esempio, non spoilerarmi il finale del film? Del libro. Allora, sì, forse sarei stato un po' più, mi sembra che sia un po' più tecnico l'uso di spoilerare. Intanto non sono tanto convinto che possa essere per errore, nel senso che lo spoilerare, almeno prototipico, è intenzionalmente, cioè è un qualcosa, è un voler rovinare, no? Adesso ti dico io come va a finire, diciamo. Se uno lo fa diciamo, in maniera non intenzionale, sì, forse si può usare spoilerare, ma è meno, diciamo, lo spoiler di per sé è qualcosa di intenzionale, che circola intenzionalmente. E l'altra, ma queste sono tutte cose per cui discutiamo liberamente, anzi il bello di una lezione, di fare un esercizio del genere, potrebbe essere poi stare ore a discutere se lo spoiler è intenzionale o non intenzionale, andare a cercare le attestazioni in rete, vedere quanto viene usato, quindi è tutto, diciamo, non c'è un giudice ovviamente, perché la parola è un neologismo, quindi dobbiamo capire anche noi come viene usata. L'altra cosa è che forse è un po' troppo generale, diciamo, informazioni si può usare assolutamente, si può usare, secondo me si può usare in maniera assoluta, dai, non spoilerare, però non mi spoilerare il finale, sì, io l'ho sentito tante volte, cioè spoilerare, sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Oppure se volete riporto io. Facciamo, vabbè, adesso per il momento. Mi hanno detto, allora la questione, mi fa molto piacere che ci sia una discussione, perché vedete che sembrano cose così per gioco, però poi quando si va a riflettere sull'uso non è facile. La questione è se spoilerare sia transitivo o intransitivo. Allora, perché si dice, una volta che si dice non spoilerare, lo si può usare in senso assoluto, questo sì. Però devo dire che almeno nella mia competenza, che è passiva ma anche attiva perché l'ho usato, lo uso anch'io qualche volta a spoilerare, io lo uso come transitivo. Mi ha spoilerato il film, mi ha spoilerato il finale della serie, sì, diciamo non è non ammissibile. Certamente poi c'è anche un uso assoluto, per cui dai, non spoilerare, però è esattamente come mangiare. È quasi ora di cena, non mangiare adesso. Chiaro, questo è un uso assoluto, però non è che si possa dire che per questo mangiare è intransitivo, perché si possono mangiare le mele, le pere, la pasta, eccetera, no? Quindi direi che come categoria lo assegnerei ai verbi transitivi. Quello che stavo dicendo nella definizione invece è che mi sembra un po' troppo generica, cioè informazioni di altro interesse per altre persone prima che queste siano di dominio pubblico, ma cioè se io a un certo punto del segreto dei file sto spoilerando, no, cioè nel senso informazioni di dominio pubblico mi sembra veramente un po' troppo, cioè si deve riferire a prodotti che vengono fruiti per svago, e quindi fondamentalmente film, serie televisive, libri, volendo, no? Però non molto altro, non si può spoilerare un segreto nemmeno. Sì, no, però dico, deve essere, il contesto è sempre legato, se non sbaglio, a o film o libri, comunque insomma, diciamo, narrativa di vario genere che può essere scritta oppure in forma appunto di film o serie televisiva. Vediamo, trap. Genere musicale molto in voga a partire dal 2010, questi sono esperti, giustamente, specie tra i giovani. Per metrica e struttura sonora si può accostare al rap e all'hip hop, prevede però il ricorso insistito a strumenti come l'autotune, forse gli equalizzatori a distorsioni sonore,
come genere musicale si contraddistingue per riferimenti insistiti a sostanze d'abuso e eccetera. Benissimo, cioè questa è quasi una voce enciclopedica, nel senso che ci dice, ci dà tante informazioni che non sono solo di definizione, ma anche su quando è nato, come si è sviluppata. È chiaro che per un referente del genere effettivamente la definizione non può limitarsi a genere musicale. Questa è una definizione molto, molto dettagliata. È l'unico fatto, la marca grammaticale è sostantivo maschile, io direi femminile, la trap, io ho sempre sentito, no? Il trap. Trapper è chi fa trap, ma insomma, ascolti la trap, direi, in quanto la musica trap. È vero che l'hip hop, per esempio, è maschile. Il trap? Che cos'è la trap? Anche qua è come il VAR, la VAR, no? Spesso, c'è probabilmente oscillazione, quindi forse andrebbero messi tutte e due. Io ho sempre sentito la trap, ma forse insomma ci possono essere anche differenze, non so, dialettali o regionali. Ero curioso di vedere, aspetta, vediamo, frenzonare, però non riesco a... no, forse... Ah no, ma forse è proprio la foto che è parziale. Sottogenere musicale hip hop, musica in origine legata all'ambiente e tematiche relative alla... o dipendenza da droghe e alcol, va bene. Ah, dub, c'è qualcuno che si è... sostantivo femminile. La dub, fare la dub, direi. Ah no, c'è, eccolo, femminile, singolare. Movimento di danza delle braccia. È vero che all'inizio erano danza, però effettivamente forse movimento gesto d'esultanza, forse più che movimento di danza, no? Delle braccia riprese dall'esultanza di un calciatore, usato solitamente per celebrare un successo. Dopo aver fatto canestro, Paolo ha festeggiato facendo la dub. Sì, l'esempio è perfetto. E l'unica cosa, direi, forse non movimento di danza, perché come gesto di esultanza non è più veramente una danza, e non soltanto le braccia, nel senso, cioè sì, no, delle braccia, però c'è anche la posizione della testa che è fondamentale, perché il movimento, non me lo fate ripetere, ma insomma, cioè, la testa deve essere china, perché se è soltanto così non è... Quindi direi di braccia e testa, se poi non vogliamo stare a dire la testa deve essere incuneata nel gomito, no? Del braccio destro ripiegato verso il petto, mentre il braccio sinistro è verso l'alto, ma questo forse sarebbe troppo. E voleva intervenire? Sì. Leggere, benissimo. Posa assunta per indicare gaudio, soddisfazione personale e successo. Consiste nel ripiegare un braccio a coprire il volto mentre l'altro viene teso lateralmente. Benissimo, mi sembra anche questo. Ecco. Forse sì, appunto, esultanza, successo, così più che gaudio, no? Però anche su questo si può discutere comunque, no? È chiaramente un gesto di vittoria, ecco. E mi sembra che li abbiamo coperti tutti, no? Ecco, più o meno. Mi dispiace per le altre sedi, per quello che sono riuscito a leggere o non leggere, ma insomma penso che ci siamo capiti. Soprattutto penso che si sia visto e dimostrato come un esercizio del genere sia in realtà poi uno stimolo a una lunga discussione su che cosa vuol dire definire in classe. Dunque, come al solito, si attirano, diciamo, i ragazzi con una realtà loro vicina, con quello che sembra un esperimento, insomma, portare il loro linguaggio dentro la classe, ma poi si riflette su cose, diciamo, serissime, come per esempio transitività o non transitività dei verbi, uso assoluto o non assoluto, e definizione. Ed è chiaro che se poi uno sa definire la DAB o che cos'è un nabbo, eccetera, poi piano piano impara anche a chiedersi che cos'è l'entropia, e questa è, diciamo, la via per l'accesso, diciamo, per il lessico intellettuale. Dunque, diciamo, se poi sottoporrete questi esercizi ai vostri ragazzi in classe, vi prego di farmi avere le vostre impressioni, insomma, i risultati, perché penso, insomma, che possa essere uno strumento importante. E vi ringrazio e ne approfitto per fare gli auguri di buon Natale e di buone feste. Ci vediamo ad Anno Nuovo.